Buonasera, buon lunedì, bentrovati a Corner. Non l'avete sentito, ma già parlava prima che partisse la sigla. Abbiamo alla mia destra c'è Angelo Fatanè. Buonasera Angelo, argomenti sensibili, i capelli eravamo. Oggi l'argomento ma non solo quelli. È sensibile per un paio di noi, non per te Velotto. Grazie ad Alessandro Vagliasindi per essere con noi questa sera. Uno dei pochi superstiti in materia. Max Velotto. Buonasera a tutti, dicevo Alessandro invece la via di mezzo, insomma. Esatto, però là c'è un altro che mi ha contagiato. Sì, sentiamo Angelo Micale, buonasera. Nel senso che una volta c'erano i capelli. Una volta, vabbè, dai, adesso parleremo d'altro, ve l'assicuro stasera. Ma la presenza di Micale non è casuale. Non è mai perché sta per dare il benvenuto in una nuova decina a un personaggio che mi siede accanto. Questo. Con calma, però ci arriviamo. Buonasera Giulia. Buonasera Angelo e buonasera a tutti voi. Vi ricordo il numero per interagire con noi è 342 771 2855. Aspetto i vostri messaggi. Vabbè, i numeri li abbiamo dati, non solo quelli della linea WhatsApp, abbiamo parlato di 9 decine. Fra poco parleremo invece di quello che è successo contro il Latina nel pomeriggio di sabato. Il Catania è tornato a vincere per la seconda volta consecutiva in trasferta in questa stagione. Vedremo se questa gara, questa prestazione è stata convincente oppure no. Ne parleremo in studio, sentiremo le vostre opinioni attraverso i messaggi, ma intanto, come sempre, riguardiamo il film della partita in questo montaggio fatto dal nostro Massimo Ceraura, la copertina. È la 34esima giornata di campionato, squadra che stanno per entrare all'interno del rettangolo di gioco. La partita è iniziata proprio in questo istante. Bruzzaniti, così è il pallone che rimbalza la parata da parte di Mastrantoni. Invece D'Ausilio interrompe gli indugi, Jimenez avanza, palla al piede, limite dell'area di rigore, prova a caricare il sinistro, la palla si perde alta sulla traversa. Incredibile l'errore che va a commettere Porro. Jimenez viene saltato, Parigi, la girata di testa, riesce ad allontanarla Dini. Palla messa al centro, lo scarico di tacco, il tiro, il pallone che si perde però grandissimo sviluppo. Queste sono le qualità di questa squadra. Bruzzaniti dalla bandierina di sinistra, pallone che spiove con i pugni, Mastrantonio lo alza, poi arriva D'Ausilio, controllo col destro, la girata davanti alla porta, riescono a salvarla, incredibile. Ma Bruzzaniti entra all'interno della rigore, prova a caricare il sinistro, gol! Il gol del Catania, incredibile il gol del Catania con Bruzzaniti che va a puntare l'avversario, gol che è buono. Ma che giocata, che parte tutto da una lettura da dietro. Assolutamente, lettura di Miceli. Avevi letto benissimo, avevi detto che Bruzzaniti è il giocatore in più di questo momento del Catania. Pallone largo a sinistra, attenzione perché c'è un pericolo pazzesco, è il quasi gol che non arriva. Dell'area di rigore non trova lo slot vincente Fasan che mette la palla alta sulla traversa e poi l'effetto ottico del gol. L'arbitro fischia 3 volte in questo istante la finale della partita, la signor Domenico Mirabella come arbitro della prima vittoria della Catania sotto la direzione di William Viali.
Allora, abbiamo rivista la partita in un paio di minuti, poco più di 2 minuti, adesso però vorrei sentire Angelo Micale proprio sulla partita di sabato. Ecco, io ci ho pensato a lungo, ben 48 ore quello che dovevo dire, no? Perché in effetti è una situazione particolarissima, perché c'è sempre da gioire per una vittoria che è arrivata importantissima su un campo come tutti i campi della Serie C, difficili, questo senza dubbio. Però la squadra funziona meglio in fase di riconquista del pallone, secondo me, soprattutto in alcuni momenti della partita, però deve trovare un equilibrio difensivo che in questo momento non ha, e questo purtroppo è importantissimo che lo trovi soprattutto al più presto. Dobbiamo però avere pazienza, nel senso che Vialli non è un mago, non ha la bacchetta magica e non può in pochissimi giorni trovare subito tutte le soluzioni. Poi, per carità, ogni tifoso ha un sogno, no? Io non vorrei scomodare Martin Luther King, ma anch'io I have a dream, no? Ce l'ho un sogno nella mia vita di vedere questa squadra schierata una volta, anche per, non lo so, 3/4 d'ora, mezz'ora, con uno schema classico, no? Con questa squadra giocando con bei 3 mediani come, che ne so, Quaini, Di Tacchio e Corbari per esempio, che gioca bene a 3. Gioca bene a 3, o Di Noia, e magari vedere in avanti, che so, Cicerelli è forte, o Cicerelli è Caturano, con Cicerelli libero di fare quello che gli passa più nella testa, ma ovviamente sono i sogni non di un allenatore, bensì di un semplice osservatore di una partita, per cui mi ritiro classico, in buon ordine da questo punto di vista, perché sono convinto che Vialli ha le sue buone motivazioni per aver fatto determinate scelte. A Cosenza, scusami, sì, no, volevo sentire nel proprio te, Alessandro. 3-5-2 utilizzava una mezzala di qualità, cioè aveva un giocatore più offensivo, faccio un esempio, Jimenez piuttosto che D'Ausilio, sto facendo degli esempi. Lui a Cosenza giocava con una mediana 5, dove uno dei 3 centrocampisti era appunto un tipo di giocatore con quelle caratteristiche, e poi 2 attaccanti, e uno dei 2 quinti non necessariamente erano 2 difensori, ma alternava un difensore su una corsia e un giocatore invece più di spinta sull'altra. Quindi magari oggi su questo tuo scenario, che è assolutamente credibile, gli mancano delle alternative nel reparto offensivo, e quindi finché non avrà a piena dotazione in attacco Forte, Rolfini e Caturano, mi sa che oggi è costretto a fare di necessità virtù. Ma era più che altro per non levare una delle cose che funzionavano in maniera particolare, che era, diciamo, la fase difensiva del Catania in quel modo a 3 aveva funzionato abbastanza bene, insomma la migliore difesa del campionato, quindi quella parte funzionava. Però ripeto, sono solamente i sogni di chi non vive naturalmente gli allenamenti, è troppo facile dall'esterno poter dare, diciamo, e pensare a determinate cose, però chissà. Allora, a naso, per quello che ha fatto a Latina, per le scelte che ha fatto a Latina, lui pensa che ci vogliono 4 giocatori preposti a fare la fase offensiva, e magari ridurre il numero di centrocampisti, anche correndo il rischio di subire, ma con la possibilità concreta di fare un gol in più dell'avversario, perché a Latina in trasferta, dopo che vieni da un pareggio interno alla prima, la tentazione è magari di infoltire più il centrocampo, mettere un offensivo in meno. Invece è rimasto su quel disegno che avevamo visto contro il Casarano, cioè 3 offensivi a sostegno della prima punta, e poi nelle rotazioni che ha fatto in corso di gara non ha alterato questo assetto, se non negli ultimi 20 minuti, quando chiaramente ha pensato anche a difendere il risultato. Una cosa che ho notato in queste 2 partite comunque è un allenatore che ha molta duttilità, cioè all'interno della stessa partita non deroga alla possibilità di mutare l'assetto, di creare. Rispetto alla precedente gestione questa differenza la scorgo, non so se siete d'accordo. Padane, tu l'hai vista sul campo, poi andremo da Max per un giudizio complessivo anche dell'arbitraggio. Non ci sono, lo dico prima,
tantissimi episodi da Meno male, moviola, perché meno pochissimi, proprio sono stato pochissimi. Meno male, vuol dire che l'arbitro ha adempiuto bene. Avrei bisogno di 2 minuti Ce li alla hai? fine del tuo primo intervento per dare voce a Max e anche alla nostra Giulia. Rispetterò i tempi di Max e anche di Giulia. È come se in questo momento a Catania ci sia un grande cartello del Catania Calcio, lavori in corso. Ci sono lavori in corso che vanno male, come quelli sulla Catania Messina che durano un'eternità. Ci sono quelli che invece sembra che inizino a funzionare quando ti rifanno l'asfalto e cominci a percorrere una strada che magari prima era accidentata. È vero quello che dice Angelo Micale. Siamo partiti da alcune certezze, Angelo, cioè dalla certezza di una linea difensiva che era la più impermeabile di questo campionato, ma l'altra certezza era che un fronte offensivo che faceva invidia a tutte le squadre, a tutte le formazioni di questo girone, del girone B e del girone A, non faceva gol, perché poi questo è l'elemento, è il motivo principale per il quale poi è stato a un certo punto, presto o tardi, lo dirà soltanto la storia, giusto o sbagliato lo dirà soltanto il tempo, chiamato Viali. A Viali è stato dato un mandato, il primo, effettuare delle rotazioni in fase offensiva, utilizzare il parco giocatori, e lo abbiamo visto nel corso della partita, rispolverando dalla naftalina giocatori che erano stati comprati a gennaio, Carnielutti fra tutti, utilizzato soltanto 90 minuti, e soprattutto impostare una squadra con un senso logico sui criteri e le specificità dei giocatori, dando fiducia a chi assume un ruolo e non deve essere sempre messo col punto interrogativo del forse ti fai un tempo, se fai bene va bene, se no vieni cambiato secondo i 45 minuti. La doppia realizzazione che a distanza di una settimana arriva da un giocatore che era arrivato sull'onda lunga di 6 gol finora realizzati al Pineto, che a Catania non aveva fatto granché, lo dimostra. Lo dimostra pure la circostanza che entra in campo una riserva che era stata dimenticata e fa una buona partita come Carnielutti, e soprattutto l'idea di gioco è quella di non aspettare l'avversario ma impostare l'azione partendo dalla riconquista del pallone e non subendole. Questi sono i mandati che sono stati dati a Viali nell'ottica di un Io secondo... penso che Viali abbia dato un solo mandato, Che? vai e vinci il campionato. Angelo, solo, ma vai e vinci, non è una cosa, non è una cosa facile, non è così però i lavori in corso sembra che stiano procedendo nell'ottica di quella che è stata la scelta di questa società. Vero è un'altra circostanza, io non mi stancherò mai di dirla e dopo do parola a Max Velotto perché poi gli argomenti li tratteremo nel corso di questa puntata. E che la cosa più complicata che deve fare Viali è deve inventarsi lì in mezzo al campo, così come ha detto Alessandro, adattare un giocatore che il Catania non ha né come prima scelta né come riserva. Gli manca quell'Aloi, quel giocatore che possa dettare i tempi a centrocampo, e allora lì ha un problema di adattare un giocatore, uno per volta. Ci ha provato con Jimenez, poi lo sposta, ci ha provato con D'Ausilio. Ovviamente sono lavori in corso e soprattutto equilibri che vanno conservati. È anche vero che in 90 minuti rischiamo molto di più rispetto che prima, però ci siamo visti 2 gol di Bruzzanetti che non sapevamo come facesse gol. Beh, d'accordo. Allora Max, mi dai un giudizio su quello che è stato l'operato del direttore di gara? 10 secondi per aggiungere una cosa che diceva Angelo. Io vorrei far notare una cosa, se è possibile. È un fattore comune, un denominatore comune che si incomincia a vedere nelle gare da quando c'è Viali. Tutte le azioni che avete visto negli highlights, nelle fasi conclusive del Catania, ci sono almeno 5 persone del Catania nella di rigore, e questo non accadeva. L'altra cosa che è accaduta e che non accadeva prima è che incominciamo a prendere qualche punizione dal limite, quindi sinonimo del fatto che l'azione è più verticalizzata, non si gioca più sulle fasce, non c'è un giocatore isolato in area di rigore, c'è quella famosa densità che Viali ha detto nella prima sua conferenza. Posso farti una domanda, Max? Perché tu di finali ne hai dirette tante, ma le finali di qualunque campionato le vince chi segna di più o chi in quei 90 minuti, 180 minuti riesce a non prendere gol? Guarda, io ho visto partite dove ho visto squadre subire e poi vincere per 1-0 al 95esimo, quindi vince chi fa un gol più di quell'altro, e mi ricollego al discorso
che faceva proprio il mister, dove diceva adesso non è il momento di fare filosofia e poesia, adesso è il momento di vincere. Come? Non interessa la piazza, bisogna vincere, bisogna andare in Serie B, come? Non interessa, l'importante è se poi lui, che già ha portato delle modifiche a livello tattico e si vedono e si notano, perché si vedono e si notano, va bene, vedi l'inserimento di Carnielutti, comunque in due dimensioni ha sempre giocato a 4 e ha sostituito egregiamente Gherardi, anzi direi pure che secondo me è molto meglio di Gherardi la difesa a 4, quindi diciamo che queste innovazioni che sta portando porteranno, io sono molto fiducioso. Detto questo, l'arbitro, mi sono approfittato di questa cosa qua perché ho poco da dire dell'arbitro, perché la prestazione è stata secondo me una prestazione convincente, una prestazione soddisfacente, una prestazione che ha dimostrato, ha portato in campo Mirabella tutta la sua esperienza, è stato molto bravo in un unico episodio, al di là dell'FVS, quello di The Fall che viene fatto dopo la segnatura della rete, dove la trattenuta di Carnielutti non è assolutamente da punire, quindi giusto combattere la rete. Secondo me è stato molto molto bravo nella valutazione del calcio di rigore non fischiato, e lì è stato, direi, anche brava la panchina del Catania a non richiedere la card, perché il braccio che impatta sul pallone è quello dietro e non quello davanti, che aumentava il volume del corpo. Cioè praticamente ha svelato il 75% della moviola e ha già dato le sue indicazioni. Sono preoccupato. No, volevo semplicemente sentire Giulia con un paio di messaggi e poi facciamo la sosta. Buonasera studio e buonasera Giulia. Vorrei sensibilizzare la società onde evitare divorzi per la partita del Catania di Pasquetta. Perché non fanno una cosa gradita alle donne facendole pagare il 50% del costo del biglietto, così a scampagnata ne facciamo o stadio, con le donne comprese. Però uno poi si avvelena alla partita dopo. Capito, esatto. Ieri la formazione mi sembrava quella giusta e credo pure che vada bene, ma purtroppo il Catania soffre di astinenza da gol e si concretizza poco. Secondo me la partita l'ha vinta Viali con i cambi ad inizio impresa, perché non saper leggere le partite in corsa è stata la causa della non vittoria poi del campionato. L'ultimo per adesso. Notizia del weekend: il Catania per la prima volta in campionato vince 2 trasferte consecutive, quindi un'ottima notizia in ottica playoff. Benissimo, grazie Giulia. Anche se con due gestioni differenti. Bene, Sì, vero. ci dobbiamo fermare, fra pochissimo saremo di nuovo insieme e vediamo un po' da cosa ripartire. C'è un terremoto di grafiche. Tantissime grafiche, fra pochissimo. Abbiamo detto che sono tante le grafiche che faremo vedere stasera e allora incominciamo possiamo a fare un vederne giochino? qualcuno. Quale giochino? Vediamo chi indovina. Sì. Chi è il miglior marcatore del Catania nel girone di ritorno? Il miglior marcatore. Bruzzaniti. No. Tu dici Bruzzaniti, no? Michele? Io mi astengo. Clamorosamente ce lo mostra la grafica. No, ma questa è una domanda. Guarda. Vediamo. Casasola, vero. Vero. Ma non è tanto il fatto che sia Casasola il fatto sorprendente, ma la distribuzione dei gol del Catania nel girone di ritorno ci dà l'idea del motivo per cui ci siamo staccati in maniera esponenziale dal Benevento. La misura è la performance degli attaccanti. Abbiamo 2 gol Caturano che non segna da Monopoli Catania, un gol Forte che non segna da Sorrento Catania. Poi abbiamo un drappello di giocatori con 2 gol, Lunetta, appunto, Bruzzaniti, D'Ausilio e Jimenez, un gol di Tacchio, Pieraccini e Di Gennaro, e poi ci sono 2 autogol. Quindi da questa grafica la considerazione che possiamo fare è che il Vicenza è andato in Serie B con 60 gol alla giornata appena trascorsa, attuale, complessivi. Il Benevento sta per andare in Serie B con 70 gol realizzati. Il Catania con 51 gol giustamente non va direttamente in Serie B. E allora l'analisi che possiamo anche fare, perché voglio dire siamo a un punto della stagione dove abbiamo tutti gli elementi. Mancano poche partite, 4 ormai. Quindi, insomma, un problema legato agli infortuni, ai contrattempi o al valore individuale di questi attaccanti che forse non è stato rispondente a quello che si pensava la scorsa estate?
Questo è un po' il punto di domanda. Oppure il gioco sviluppato non si addiceva alle caratteristiche oppure del il gioco giocatore. non sia assolutamente Meglio quello che dice Max. Michele ha la soluzione. Fermo restando, Angelo, e poi mi taccio che No, le la valutazioni provocazione è bella. le valutazioni da subbuteo che si fanno in estate poi lasciano il tempo che trovano, perché quando la Serenità ha preso Inglese e qui c'era gente che insomma è insorta e praticamente Inglese a Salerno è evaporato, non l'ha visto nessuno, un giocatore che praticamente Alessandro, può tornare tappezzeria. Puoi tornare un passo indietro? Sì. Proprio No, io ora mi taccio. No, sugli argomenti che hai tratteggiato, mi pare che quella grafica sia La possiamo davvero rivedere nel frattempo. il segnale di quello che è accaduto nel giro di ritorno, ma anche in parte nel giro d'andata. Io non credo che... Intanto perdonami se ti interrompo, vogliamo solo aggiornare il big match del girone B della Serie C, che ci interessa ormai nella proiezione chiaro. di quello che sarà. L'Ascoli è passato in vantaggio ad Arezzo, quindi mette in qualche modo a repentaglio in discussione il primo posto dell'Arezzo. Posso dirti una cosa, un ufficio capolavoro difensivo, da ufficio indagini una cosa fantastica. Questo è un quella che modo abbiamo ufficio indagini, perché Sono già difensore- pronti tutta l'equipe di Mai dire gol al gran completo. difensore che gli Questo lascia è il pallone, incredibile gli veramente. lascia il pallone E questa è la squadra prima in classifica. L'Arezzo in questo momento è prima in classifica, ma se vince l'Ascoli non lo so fino a che punto resterà E dico, l'Arezzo. ma quella è l'Arezzo, quella è la squadra prima in appunto. classifica. Vabbè. I livelli sono un Scusami, po' Anno. diversi fra il girone C e il girone B. Scusami Anno. No, l'idea che mi sono fatto guardando non soltanto questo campionato, ma gli ultimi campionati del Catania, è che molto dipenda, così come vale per il Catania, vale per tante altre squadre, per esempio provocazione Roberto Inglese, sta nella gestione dei giocatori. Perché se è vero che gli attaccanti si comprano guardando l'almanacco dei gol, e gli attaccanti che ha il Catania, se li riguardiamo un attimo in quella schermata, sono giocatori trequartisti. Manca anche Rolfini in Esatto. questa schermata perché non ha proprio segnato né nel girone d'andata né nel girone di ritorno. E allora sono giocatori che hanno un curriculum di gol che sicuramente non è pari a un gol di Forte nel giro di ritorno, non è assolutamente distante dall'ottica realizzativa di un giocatore come Jimenez, che comunque ci ha abituato ad altro tipo di performance. Bisogna capire come gestisci il giocatore, e questo è un compito della società, intesa come gestione dell'atleta all'interno anche dello spogliatoio, gestione dell'allenatore in prima persona, gestione del direttore sportivo, comunque della società nella gestione del giocatore. Ma parli della parte mentale o della parte tattica? Posso tradurre quello che ha detto Paganemi in sì. parole molto Vai. Ha pareggiato l'Arezzo. immediatamente. Pronti e via. Anche il tempo. Molto bene. E l'importante è dare le possibilità a questi attaccanti di poter segnare. Quindi se tu non fai un gioco che sia in grado di poter dare queste possibilità a questi poveri attaccanti, è difficile. Per esempio, molti hanno criticato ieri la prestazione di Caturano. Ma vogliamo vedere Caturano quanti palloni ha avuto da poter giocare nella partita? Forse uno. Poi a quel punto capace che quell'uno magari lo fallisce, cioè nel senso, magari per carità non è certamente diciamo, nel caso di invece per quanto riguarda Inglese mi sembra un discorso abbastanza logico. Inglese ha fatto il più grande errore della sua vita andando via da Catania. Ha sbagliato completamente tutto e ha pagato immediatamente perché è andato in un posto dove l'ambiente è quello che è. Dove la pressione era dove altissima. la pressione, fra l'altro, la pressione non manca manco a Catania. No, Angelo, non è la stessa di Salerno, quest'anno. Poi sono le piazze che hanno... Io penso che la pressione per Scusate, posso pompano dire una sempre. cosa in più? Ma può essere che questi giocatori che hanno nel loro curriculum valanghe di gol a un certo pressione si punto affiancia il tutto. arriva la carta d'identità e ti dice guarda che sei stato un grande bomber, adesso arrenditi all'evidenza, Allora, nel senso che, scusami, Inglese, Caturano, faccio dei nomi, lo stesso Forte, sono dei giocatori che hanno avuto una fase della loro carriera molto Esplosiva. importante e che poi fisiologicamente sono andati ovviamente Faccio un passo indietro, a Alessandro. un'involuzione, no? Cosimo Chirico. Tu sei sicuro che se Inglese fosse No, rimasto tu a rispondi. Catania avrebbe fatto... No,
gli stessi gol dell'anno scorso. La certezza io non ce ne l'hai. sono così sicuro. La certezza non la puoi mai giocando in quel avere. modo ci credo Ho che la non certezza, cambiava nulla, ho la voglio dire. certezza di quello che ho visto quest'anno, che un po' fa il racconto di quello che non è che dico quest'anno. Ho sempre pensato, la gestione di un giocatore è fondamentale. Abbiamo detto che Cosimo Chirico aveva messo pancia, era un giocatore che ormai era prossimo alla pensione. No, Si è no, fatto- questo non l'abbiamo mai Ok, detto, abbiamo dai. solo detto che da un punto di vista mentale, non è mai stato, insomma, un giocatore incline a certe d'accordo, regole. tutto Magari a Casarano può fare lo sceriffo perché è ovvio Alessandro, che gli se hanno hai- costruito la squadra attorno e a Casarano D'accordo, lo puoi fare, ma a se Catania hai- no, perdona. Ma se hai, se hai acquistato un giocatore con le caratteristiche di Chirico e come dire ho comprato, no, non è un paragone, sia chiaro, ma quando a Napoli comprarono Maradona, Angelo, però al se primo prendi anno Chirico e in si sono- panchina si metti sono resi Tardiani, conto. perdonami, cioè non sono due cose che stridono E proprio allora- apertamente. e allora qual è cioè, il tu concetto? mi compri Dov'è Chirico e l'errore? mi compri E l'allenatore allora, di prima perfetto. fascia, fatto e finito. Dov'è l'errore? Cioè, Dove sta scusami, l'errore? L'errore sta È un errore proprio nel- di impostazione. imposta. Ma allora è colpa del giocatore o è colpa No, dell'impostazione? quello è stato un errore di impaginazione, E allora, tant'è che poi è stato Allora, rivelato hai- dal campionato. Hai comprato una batteria di trequartisti Va che bene. fa invidia a tutto il campionato e È poi difficile. metti il giocatore, l'allenatore più difensivista, più vittorioso e più difensivista che c'è. Ma Cioè, questa qual è? storia che sia difensivista toscano è strana, perché nel senso che il campionato precedente Sì, ma lì aveva segnato 97.000 gol nel Cesena, quindi c'è 97.000 gol, ma quello che poi però aveva quattro- uno Spendi che era in rampa di lancio, Quattro un giocatore giocatori gli sono fresco, non esplosi, giocatore esplosi. diciamo vediamo come funziona, e aveva Corazza che ancora era un giocatore Angelo, che parlo sul riusciva a breve avere una periodo. vena realizzativa Direttore, ti parlo nel importante. breve periodo. In 2 anni di Toscano non abbiamo visto mai Ma io lo sono- io con una non- stima che continuo ad avere per un allenatore che gli parla la carta d'identità e gli parlano i numeri, quindi chapeau. Però in 2 anni io non l'ho mai visto un allenatore votato a centrare tutti gli obiettivi sul fronte offensivo che la società gli ha messo a disposizione. Perché io, una batteria così forte di trequartisti, io non l'ho mai visto, cioè, negli ultimi anni non l'ho mai vista, Padane, forse me la ricordo siamo- allora, negli anni è seriali del vero che il Catania. Catania Allora, ha te la posso praticamente dire, un numero allora, avrei impressionante di preferito trequartisti. un trequartisti in meno e una punta seria da Avrei 15 preferito gol anche un sicuri regista in mezzo al e al campo centro dell'area. oltre che alla punta, ragazzi. Quest'estate preferiamo la quando pubblicità, si deve Preferiamo la fare- pubblicità come dice Michele. la dirigenza, Padane e Baiesindi, continuate durante la pubblicità, intanto passo per un minuto da Giulia per i messaggi da casa. Alessandro Valesindi, abbiamo un telespettatore che ti fa concorrenza con le grafiche. Signor Valesindi, ho fatto i calcoli, ma la matematica recita che il Benevento deve arrivare alle ultime 2 gare con più di 6 punti di vantaggio sul Catania, perché la differenza reti potrebbe essere sovvertita anche considerando l'esclusione del Trapani. I festeggiamenti saranno rinviati all'ultima giornata. Spero ancora nel primo posto. Tanto Mi di fermo cappello, non c'è nulla da aggiungere. Esatto. Vediamo e sentiamo qualche altro Io messaggio. sinceramente Certo. penso che il Benevento lo ha già vinto il campionato, ma è una mia personalissima valutazione. Vabbè, il calcio sappiamo che però non è una scienza esatta. No, Un diciamo- altro telespettatore diciamo per Ma a te. volte ci azzecca il A calcio. volte- A volte spesso, ci azzecca, spesso, non è spesso, esatta, ma a È volte ci vero. azzecca. Un altro messaggio per Alessandro Vagliasindi, che se per caso il Catania vincesse la prossima e il Benevento perdesse a Salerno, se ritornerà a fare le grafiche tra il secondo e il primo posto. Beh, oltre queste due combinazioni, Ci hanno preso gusto ce con le ne grafiche, vorrebbe un'altra che però preferisco non dire perché Esatto. riguarda una squadra siciliana e non voglio fare l'uccello del malaugurio. Anche- Ma se aspettiamo maturassero domani, queste aspettiamo 3 domani. condizioni, allora quell'idea la possiamo anche riproporre. Il quadro va dipinto al momento. L'ultimo E messaggio, alla fine Giulia. che fai? L'ultimo messaggio. Padane un attimo. l'ultimo Viali messaggio. ha cambiato marcia e mentalità dei giocatori, non ci prendiamo in giro. Io sono con Max Velotto. Benissimo, grazie, fermiamoci, A pubblicità, dopo. torniamo dopo. Con un tema. No, ma se No, fosse dopo dobbiamo vero, fare un po' di moviola. se fosse vero, Se fosse vero, che tutto cosa? quello che noi stiamo immaginando, No, ma si quando dovesse l'abbiamo venire- immaginato? se si Sugli dovesse- attaccanti, e qua sulla no, classifica? abbiamo l'ultimo slot, l'ultimo. quello non dico, non Ma questa parlo, era la non prima penso, grafica, ancora ce n'è una marea. non dico, non parlo, non penso. C'è una E allora trasmissione poi che finisca alle 23:40. ci facciamo noi un altro ragionamento, se è stato un bene, se è stato un male, se è stato presto, se è stato troppo tardi. Padane, Ma lo se non facciamo mettiamo dopo. la pubblicità non torniamo più. D'accordo. Mettiamola dopo.
Ma ti lamenti anche quando c'è la pubblicità, No, mi sottovoce, lamento, parli sempre, sto ragionando con Alessandro. ma sempre che ragioni come... Guarda, un tifoso ci scrive, un telespettatore ci scrive che stai facendo cadere i capelli a Bagliasini. Ed era l'argomento col quale avevamo iniziato la No, non è puntata possibile, non nella si sigla. può fare, non si può fare. Tutti vabbè. in Turchia. No, Posso mettervi d'accordo aggiornando il parziale del posticipo del nostro girone. Sì. Casertana-Sorrento, alla fine del primo tempo 1-0 per la Casertana con gol di Butic. Ok, Adesso Sorrento che abbiamo fatto? Abbiamo perso. bene, ecco. va bene. Poi credo che non abbia più vinto da quella partita Esatto. il Sorrento. Beh, forse se, sì. se non ne ha vinta neanche una, ma siamo lì Si vicini. è saziato allora. Di qualche idea te la Tanè. Tante idee. Tante idee. Sì. Presto o tardi. Te lo allora. dico tra qualche capello. Va bene. Mamma mia, non è possibile. Allora, direi di aprire la parentesi dedicata alla Moviola. Sono 4 episodi, li facciamo veloci, poi abbiamo tantissime grafiche da vedere. In realtà, Max, tu sapevi che avremmo avuto 3 episodi, ma io ho sdoppiato l'ultimo degli episodi stamattina in soletto montaggio, facendo vedere il gol nella sua azione, come si sviluppa, e poi siamo andati nel particolare, ma l'ultimo episodio proprio. Allora, cominciamo con l'ammonizione a Tomaselli, numero 70 del Latina. Perché Sì, la facciamo io vedere la questa? facciamo vedere perché chi ci segue costantemente tutte le settimane si ricorderà che noi analizziamo gli episodi anche sempre per ricollegarci anche un pochettino di per far comprendere anche come viene interpretato il regolamento e quando viene, secondo me, nel mio umile parere, viene letto correttamente. L'ammonizione che noi facciamo vedere è simile come zona di campo a quella di Menez della settimana scorsa. In questa situazione qua, invece, che cosa c'è di diverso rispetto ai Menez? Menez è uno che ha palla al piede, azione molto statica, poco dinamica, poco propensiva, giustamente l'arbitro non lo ammonisce. In questa situazione qua, invece, Di Noia, pur non facendo un'azione travolgente, però è un'azione che vedi, c'è quello sulla sinistra, sulla destra che comunque va in sovrapposizione, c'è comunque potenzialità di sviluppo di importanti azioni di gioco, quindi secondo me è corretta l'ammonizione, anche se Di Noia poi accentua un pochettino la caduta, però come coralità nell'accompagnare l'azione da parte dei compagni fa sì che questa azione non debba essere valutata solo nella semplice trattenuta, ma anche nella potenzialità dello sviluppo dell'azione, che non c'era esatto. con i Menez, perché Vero. era molto lento, si girava su se Non è stesso. semplice È trattenuta, stata, continuata diciamo, trattenuta, reiterata. c'è a casa sola. Reiterata, sì. Quindi Ma ci sta Papanè, tutto. l'esonero ci può stare a corner l'esonero? L'esonero dipende, se mi paghi lo stipendio fino alla fine del campionato mi fai un Perché contratto cominciamo biennale. a pensare a Se mi queste fai- ipotesi, se mi fai un contratto ma qui non biennale, siamo nel mondo dei che calciatori, ne dici so, là tu, l'allenatore che viene ma esonerato, se c'è tu il mi fai un contratto. contratto per No, 3 perché anni, mi esoneri, io... ci scrive, non si firma questo telespettatore, ma dice esonerate Papanè. E poi c'era un altro bellissimo, questo per Sì, per è Micale, vero. lo facciamo leggere a Giulia prima della prossimo episodio. Sì, no, niente, è fantastico. Signor Micale, ma come si sente sapendo che Patanè è una sua creazione? Un fallito. Assassino. Allora, abbiamo fatto questa parentesi, no? Secca, proprio. No, vabbè. Però stai per accoglierlo nella tua decina. Sì, sì, È una cosa certo. meravigliosa. Mamma mia. Io ti castro da qui alla fine della Stai calmo. Torniamo alla Moviola, abbiamo fatto una digressione, però ci stavano bene questi due messaggi. Come in tutte le partite che finiscono con una vittoria, a volte magari anche gli episodi dubbi lasciano il tempo che trovano. Certo. Quindi, però mi piace analizzare questo episodio che non ha riscosso molte polemiche né in campo né dopo la partita, perché al di là che secondo me l'arbitro posizionato molto bene, valuta correttamente un tocco di braccio in area di rigore su tiro di Noia da fuori area di rigore, e viene qua, questa Allora, palla abbiamo esce bidizionato fuori, questo, esce fuori, tiro di Noia. Inizialmente può sembrare che il braccio che sia è quello destro alto a prendere il pallone, in realtà è quello che si nasconde dietro il braccio, quindi secondo me, vedete, è il braccio destro che tocca il pallone e non il sinistro che è più largo, perché se l'avesse toccato, scusatemi, è il sinistro a girare, è quello largo e quello destro, se l'avesse preso con il destro quello alto, questo sarebbe stato calcio di rigore netto. In realtà il fallo avviene con, eccolo qua, il braccio, quello di ritorno che è sotto, che non va certo ad aumentare la superficie di impatto, e quindi è giusta la valutazione da parte dell'arbitro, e secondo me fa bene anche il Catania a non chiamare la card in questa circostanza, perché sarebbe stata una card
sciupata. Anche se tanto voglio dire. Però qua il problema è nella regola, secondo me, perché dovrebbe essere univoca. Se viene toccato con il braccio, secondo me dovrebbe essere rigore a prescindere e si risolverebbero tutti questi problemi. Bravo, perché questa interpretazione che l'arbitro deve prendere nel raggio di pochi microsecondi, perché tanto l'FVF o come diavolo si chiama, in ogni caso abbiamo scoperto che non serve a nulla, perché tanto l'arbitro non cambierà mai opinione, tranne un caso su 100. Forse l'ideale sarebbe mettere una regola molto più facile da applicare per l'arbitro. Allora, Max, posso farti una domanda? Sì, proprio per comprendere il regolamento. Lì mi pare che l'arbitro non abbia punito l'azione perché in caduta il giocatore deve appoggiarsi, perché comunque il braccio allarga l'estensione. Il movimento del braccio è consono, è un movimento naturale, è in una posizione congrua rispetto a quello che è largo. Esatto, quindi si allarga il fronte comunque di difesa, ma anche di protezione. Comunque deve cadere per terra, tant'è che il regolamento prevede che se il braccio è appoggiato per terra e perpendicolare al terreno e il pallone sbatte non deve essere punito, e questa è la logica che dice. Mi pare giusto. Allora, adesso il prossimo episodio è il terzo. Vediamo tutta l'azione che porta poi al gol del Catania, e poi faremo un'altra riflessione con una c'è questo lancio, ora c'è questa spizzata di scusate, questa è l'azione da cui parte il gol. Abbiamo fatto vedere proprio tutta quanta. Ora c'è il lancio verso Bruzzaniti, apertura, rientra. Che giocata di Miceli, bello lancio. Con due tocchi si arriva nell'area di rigore, si segna. Allora, perché abbiamo messo questo episodio? Perché per protocollo tutte le reti che vengono segnate, che nascono da una riconquista del possesso del pallone, l'arbitro deve valutare se la riconquista avviene in maniera regolare. La famosa APP, Attacking Promise Face. Che succede? Succede che c'è questa trattenuta di Cragnelutti ai danni di Cioffi. Trattenuta è più una tirata di maglia, è più un'azione di disturbo, direi, piuttosto che una trattenuta vera e propria che gli permette di recuperare il pallone. Se voi vedete, soprattutto da dietro, si vede questa tirata di maglia. Attenzione, perché abbiamo l'episodio, adesso lo vediamo bene. Questa è dalla camera centrale. Però vedete, nemmeno si lamenta il giocatore del Latina. Possiamo vederlo adesso, chiedo scusa Max, lo vediamo la regia. Se andiamo all'episodio 4, c'è la Moviola 4, dovremmo vedere, speriamo sia proprio questo questo è sempre con la camera larga, però adesso lo vediamo qui, guardate. C'è questa leggera trattenuta che è un'azione di disturbo, non è una vera e propria, è una tirata di maglia, che è diverso tra tirare e trattenere, perché tirare rimane fine a se stesso, trattenere produce un effetto. Questa tirata di maglia non può essere reputato come, tant'è che anche il giocatore del Latina, per far capire l'entità a volte di certe condotte, vorrei riportare la stessa tipologia di situazione in area di rigore. Voi avreste mai accettato di subire un calcio di rigore per una tirata di maglia del genere? Io no, ma neanche un calcio di punizione appunto, quindi secondo me è corretto qua, l'arbitro fa bene, e torno a ripetere, nella prestazione secondo me positiva dell'arbitro ci sta che le 2 o 3 situazioni che ci sono state l'arbitro ha avuto la capacità di saperle vedere, valutarle e decidere in maniera corretta direttamente dal campo. Tra l'altro Carnelotti in questo caso fa un fallo stupido nel caso in cui l'ha commesso, vuol dire, sarebbe perché stupido. Tra l'altro c'è anche il compagno che stringe davanti. Il pallone l'aveva perso comunque in ogni caso, quindi non posso dire una cosa, se ci fosse stato Frasiniak, questo sarebbe stato gol annullato del Catania. Però tu sei andato a prendere praticamente un arbitro. Ma non lo possiamo vedere al Massimino Frasiniak? Questo prima che finisca la stagione. Lo devi chiedere al designatore. Anche no. Ve lo chiedo sommessamente. Non è che siamo noi che designiamo gli arbitri. Mi voglio togliere questo sfizio prima che finisca la stagione. No, così, tanto per vederlo da vicino. D'accordo. Va bene, allora, visto che abbiamo esaurito la Moviola, torniamo ai messaggi e poi dopo ricominciamo con le grafiche. Ma Patenè, non ce l'ha un bottone unisastuta? No, non credo. Bellissimo. Non credo.
La differenza tra il Catania e il Benevento la fanno i 4 gol regolari annullati al Catania. Si potevano fare dei calcoli più interessanti per il Catania e il primo posto se avessimo vinto anche contro il Casarano. Ormai pensiamo di vincere il campionato passando dai playoff. Buonasera, domanda a Vagliasindi. Forte con il Picerno rientrerà? No. No. Riguardo all'ipotesi del signor Vagliasindi, presumo si riferisse all'esclusione di Siracusa e Trapani, si potrebbe creare il seguente scenario. No, il Siracusa proprio neanche lo considero perché è impossibile. Eventualmente è l'altra squadra. Adesso siamo a 9 punti. Lunedì di Pasquetta il Benevento ha lo scontro diretto con la Salernitana, appunto a Salerno. Se perdesse e noi vincessimo saremmo a 6 punti. Con l'esclusione di Siracusa e Trapani ci ritroveremmo a soli 2 punti dalla capolista, scrive Ma non Vito. c'è l'ipotesi Siracusa è impossibile che venga E quindi escluso. niente, ipotesi fallita. L'ultimo messaggio. Buon impatto del tecnico, ancora qualcosa da sistemare, ma in mediana ma nuove soluzioni. Questo è l'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio per adesso, perché poi ce ne sono tantissimi, voglio dirvi. Sono già le 21:30, padrone, non guardare l'orologio, ci dobbiamo fermare. Noi fermiamo, rispettiamo la se tabella no di stiamo marcia. partendo. Fra pochissimo saremo di nuovo insieme, ripartiamo con una grafica. Sì. Lo possiamo dire, così la regia Sì. la prepara anche in diretta, dai. Il nuovo Catania ai Raggi X. Il nuovo Catania ai Raggi X, fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme con Corner. Allora, Alessandro, abbiamo detto ricominciamo dal nuovo Catania ai Raggi X. Sì. E c'è un campetto? C'è un campetto aggiornato alle ultime scelte di formazione di Latina Catania rispetto a quello che avevamo visto invece nella gara contro il Casarano. Quindi abbiamo ridisegnato su alcuni ruoli quello che ci ha proposto il match di Latina. Per esempio, al posto di Gherardi è entrato Carnielutti, non Pieraccini. Al posto di Donnarumma ha giocato Celli. Al posto di Quaini ha giocato Di Noia. E poi non ha giocato Caturano dal primo minuto al centro dell'attacco, ma ha giocato Lunetta. Per il resto abbiamo mantenuto le scelte della partita contro il Casarano. Nel senso che però c'è anche un ausilio Cicerelli che non era la scelta iniziale. Subentrando Cicerelli. Sì, però Subentrando. Jimenez stava più al centro rispetto alla partita di Casarano. Perché Lunetta non giocava chiaramente al centro dell'attacco. Quindi in questa C'è stata rotazione, una rotazione, in questa questo rotazione senso c'è sì. stato anche uno spostamento di Jimenez e un Ma accentramento. cosa ci leggiamo su queste due diverse disposizioni? È una valutazione che Viali ha fatto a Latina, come poi ci ha spiegato a fine partita ai tuoi microfoni, perché si è voluto conservare una soluzione a partita in corsa, cioè Caturano, oppure si va verso Sono prove tecniche. questa disposizione con Lunetta centravanti e poi insomma Caturano in questo Ti dico momento la mia. Ti dico come la- batteria di Ti scorta. dico la mia, per quello che ho visto poi sul rettangolo di gioco. La scelta di Caturano in panchina nei primi 45 minuti è dettata davvero, secondo me, dalla circostanza, quindi è una situazione preordinata. Me ne Ma sono non era accorto- così anche contro il Casarano? Non c'erano né Forte né Rolfini, Però c'erano questa- Caturano e Lunetta, Questa volta evidentemente contro il Casarano non l'aveva fatto. si era reso conto di un errore di valutazione che aveva fatto durante Casarano. Tant'è vero che non mi è parso il Caturano contrariato dal partire in panchina, anzi la prima cosa che ha fatto Viali alla fine dei primi 45 minuti è andarsi a prendere Caturano per spiegargli, ricordargli quello che era stato evidentemente l'imprinting già dato nella preparazione della partita, perché molte cose, il bello di vederle dal vivo è che le telecamere a volte non ce le raccontano, e noi ci siamo resi conto invece di questo dato sensibile subito. Fischia 2 volte l'arbitro, Viali corre da Caturano che stava già riscaldandosi e gli spiega quello che sarà poi il resto della partita. Cosa ci dice invece questa disposizione Ci torniamo. tattica in campo? Intanto Celli Donnarumma, Celli Donnarumma. al cambio mi pare che... Celli Donnarumma, allora, abbiamo detto che Donnarumma ha tirato la carretta per l'80% delle partite. Se hai Celli in panchina
non puoi non metterlo in una circostanza del State genere. facendo un paragone con un sistema difensivo totalmente diverso. È normale. Sì, no, io parlo Siamo- da Catania Casarano, non torno alla vecchia gestione, sto parlando da Catania Casarano a Latina Catania. Stesso sistema di D'altronde gioco. Alessandro è proprio quello che è stato chiesto a Viali. È stato chiesto a Viali, utilizza quello che hai e soprattutto metti magari specificità nei ruoli. C'è lì Donnarumma, è il cambio che obiettivamente va logicamente fatto. Diciamo che Casasola e Miceli hanno mantenuto un discreto standard di rendimento in tutte e due le partite. Michele ha fatto un assist che ci ha Assolutamente. portato al gol, che vale Assolutamente sì. davvero la palma tra i migliori, o forse anche il migliore, per quello che ha fatto e soprattutto per il fatto che l'hanno fatto avvicinare un attaccante che era fortissimo. 14 gol si presentava a Parigi e mi è L'ho parso anticipato solo una volta su quel colpo di testa. soltanto una volta Sì. sullo Spionente, Ok. è stato l'unica. Sull'altro difensore centrale invece, Sull'altro. Gherardi ieri bocciato, da riproporre o la prestazione di Carnielutti o eventualmente la voglia di rivalsa di Pieraccini dopo l'errore col Allora, Casarano Pieraccini commette un sono errore. spendibili. Pieraccini commette un errore gravissimo col Casarano. Gherardi non è in partita, ce ne accorgiamo dai primi minuti, commette 2-3 errori, si prende anche il cartellino giallo, rischia di compromettere anche sui disimpegni facili. Cioffi gli ha fatto shampoo. Non so, Però volevo dire, Angelo, a proposito di questo, il Catania sta cambiando modo di giocare in Esatto. difesa. Allora, ci sono dei giocatori che hanno giocato per 1 anno e mezzo qui a Catania, sempre con la difesa a 3. Giocare una difesa a 4. Però Angelo in carriera Gherardi a 4 ci ha giocato. Ho capito, però tanti anni, però mica se tu è per un 1 anno e mezzo, ragazzino Alessandro, al debutto, ti chiedo cioè, scusa, stiamo parlando di un Alessandro, giocatore però se per 1 anno e esperto. mezzo tu non fai più quei movimenti, non dico che li dimentichi perché è impossibile, Angelo, però il duello- sei un po' arrugginito da questo punto di duello vista. Cioffi-Gherardi era davvero impari. Mismatch. Sono d'accordo, mismatch, però le assolutamente. dico in una difesa a 4 sicuramente Soffriva Gherardi. in Ha questo sofferto. momento una difesa a Sofferto 4 per tutta la Carnielutti partita. probabilmente è da preferire, questa è la mia In questo personale momento, opinione. e torniamo in quello che Anche io se immagino. ti interrompo, sono d'accordo con Michele, il 3-5-2 è diciamo l'ideale per il Catania. Ma sarà con ogni probabilità. No, perché il dico il sistema. 3-5-2? Perché hai una difesa collaudata, metti Legna in mezzo al campo Ma e guarda, poi davanti puoi mettere quello che vuoi. Mangio, oltre guarda a che Forte, Viali, oltre a in Caturano, corso c'hai di Lunetta che partita. può fare la seconda punta, c'hai D'Ausilio che può fare la seconda punta, c'hai Bruzzaniti che può fare la seconda Angelo punta. Viali in corso di partita, già 7 giorni addietro, ci ha portato a un 3-5-2. Ma anche O ieri negli anche ultimi ieri. 20 minuti ha Sì, fatto però questo. vi voglio dire che il 3-5-2 deve ipotizzare un altro, cioè un Catania disegnato in maniera diversa, perché là puoi giocare La chiave di veramente con volta, Casasola alto. la chiave di volta come sono quinto. i 3 centrocampisti. Andrew. Posso... È là, il ragionamento si concentra su questo La, aspetto. la come diceva Angelo la Micali. sensazione mia che ho, per quel poco che ci posso capire, è che noi partiamo da una base oggettivamente che sappiamo tutti. Il Catania è dotato di grandissimi giocatori per questa categoria qua. Ok? Quindi secondo me il grosso lavoro che sta facendo adesso Viali è già, vedete, nella partita, la prima partita e la seconda partita ha già fatto dei mutamenti, ma non tanto perché gli altri non l'hanno convinto, ma perché secondo me lui sta utilizzando queste partite sempre con l'obiettivo di vincerle, perché comunque ora abbiamo, diciamo, un pochettino così congelato il secondo posto e l'abbiamo messo un po' blindato, però lui ha la possibilità ora, avendoci questo vantaggio sulla terza, di fare questi, tra virgolette, esperimenti per capire chi può stare meglio in quel ruolo, qual è il modulo migliore, se giocare a 4, giocare a 3, giocare con i 5 a centrocampo o quant'altro. Secondo me è tutta una fase, è come una macchina di Formula 1 che il pilota rientra nei box, chiede e vede quali sono le regolazioni da fare per poi avere la macchina che quando sarà il momento deve fare il giro Infatti veloce. ti ho detto all'inizio, sembra che ci sia un grande cartello, lavori in corso, con lavori però di ristrutturazione efficace. Lì davanti forse invece gli Andiamo sul esperimenti... centrocampo anche perché non è stata per nulla banale l'esclusione di Guaini in luogo di Noia, se ce lo ripropone in grafica la regia, perché è chiaro che ai più è sembrata una scelta inattesa, no? Tra l'altro parliamo di 2 centrocampisti mancini, quindi hanno dovuto, uno dei due, in questo caso Di Noia,
occupare una adattarsi. zona del campo che non è esattamente congeniale alle sue caratteristiche, però nell'idea di Viali secondo me c'era la ricerca del palleggio, no? Della circolazione di palla un po' più precisa, un po' più fluida, un po' più veloce. Che obiettivamente nell'esperimento, se diciamo che alcuni esperimenti sono andati molto bene, come quello di Corbari, come quello di cui abbiamo parlato prima, nella linea difensiva con l'inserimento di Carnielutti, questo a centrocampo rimane il rebus, secondo me, ancora non risolto da Viali. Inserimento di Di Noia, che è un altro giocatore che si può adattare a un tipo di gioco più simile a quello di cui hai parlato, ma ancora non ha nelle corde, nelle DNA, nelle specificità questo tipo di palleggio. Ed Quindi è quello, secondo te ed è quello, no, Guaini di Tacchio, oppure giusto insistere su Di Noia nella ricerca di quella... Ma a me è piaciuto Corbari, ad esempio. In questo magari la partita si era già evoluta in un certo modo, ma Corbari non mi è dispiaciuto per niente. Se dobbiamo esplorare, abbiamo una target di punti di vantaggio che ci permettono Però di fare Corbari è esplorazioni. una mezzala sì, di però, fatto, quindi in un ha centrocampo giocato sempre a due, in un quindi centrocampo quando a ha due è giocato, ha difficile giocato che sempre a possa... Però Angelo è proprio quello che continua a ripetere Viali. Sto cercando. Però è destro, rispetto a Di Noia avresti destro con e sinistro, sinistro, e ce l'hai tutti e destro due. Corbari, sinistro Di Tacchio, oppure Corbari e Di Noia, dico, se dobbiamo insistere su questo discorso. Io Di Tacchio non Di Tacchio ha giocato bene, non me ne priverei, assolutamente, sono perché è d'accordo. un leader in mezzo al campo. Assolutamente. Ma Di Tacchio è un giocatore che ti dà è un grande davvero leader. tantissima... È il capitano. Esperimenti, ma questo ritorno ancora a un ragionamento che ho fatto e concludo. Qui a gennaio c'è stata una falla dove non è intervenuto nessuno, né la dirigenza né Toscano né nessuno ha pensato bene di andare a trovare un giocatore che abbia determinate caratteristiche, ed è il rebus di Viali, ma Che non poi è una cosa... Giabua a Salerno è già finito in panchina. Esatto. Che Non Ma è- non era sembrava- comunque l'elemento che serviva a neanche Catania. lui. non, Esatto. non è una situazione irrisolvibile. Semplicemente la gestione tecnica precedente non voleva il regista classico, Esatto. cioè è inutile che ci giriamo Penso attorno. Penso che l'abbiamo spiegato circa un capito centinaio di tutti volte. quanti. Dobbiamo Bene, cercare ora di- siamo a marzo Andiamo e quindi avanti. non puoi fare Esatto. più niente. Alessandro, Angelo, dobbiamo andiamo cercare di sulla tre accelerare quarti, perché andiamo sulla altrimenti tre non quarti, riusciamo andiamo sulla a tre quarti. fare tutto. Allora, Dal vivo, live, questa tre quarti così non mi è piaciuta, nel senso che non hai utilizzato il concetto di specificità, che è quello che ovviamente negli ultimi anni ci hanno se raccontato. Fabrizio Rizzo ce la può di sempre nuovo gli esperti di mostrare calcio. la grafica, così anche Lunetta circostanziamo il non è- ragionamento. quello Esatto. non è il ruolo di Lunetta, è il ruolo di un attaccante, e Lunetta non è un attaccante. D'Ausilio non mi è piaciuto, nel senso è un giocatore che mi piace, è quello che può dare lo strappo, ma non in quella posizione dove è una Deve posizione partire di da grande, destra. di grande sofferenza. Jimenez è quel jolly che il Catania sta cercando di adattare, ma lo stesso Viali ha detto devo rispettare anche le caratteristiche del giocatore. Ci mancano due attaccanti, tutti e due infortunati. Caturano, io sono convinto che quando avrà la possibilità, uno, di rimettersi in fiducia, perché è stato un giocatore arrivato, partito, sfiduciato, infortunato, sfiduciato. Oggi deve tornare prima di tutto in fiducia, poi magari tornerà forte, torneremo ad avere delle altre possibilità lì davanti, ma invece mi è piaciuto molto avere inserito Cicerelli in quella che è la sua posizione. Cosa ha fatto Viali a un certo punto? Mette in campo Cicerelli, lo mette in una posizione più centrale, dandogli la possibilità di essere lui il suggeritore dietro le punte. E anche se questo ragazzo ha ancora 20 minuti di partita sulle gambe, mezz'ora di partita sulle gambe, in un campo che ovviamente contro una squadra che gli ricorda il più possiamo brutto andare? infortunio della sua carriera, ha giocato bene. Penso che- Dico in soldoni, in ottica Serio? playoff, se possiamo restare per l'ultima volta. Sì. Provo a decodificare il tuo pensiero. Fase finale dei playoff, a destra Lunetta, in mezzo Cicerelli, assista Bruzzaniti, è una Assolutamente punta? sì, potrebbe andare. Ok. Beh, Abbiamo anche- Possiamo chiudere con questa grafica? Ci Vai, rimangono vai. giocatori come D'Ausilio. Sto dicendo in partenza. In partenza. Lunetta, Cicerelli, Bruzzaniti è un attaccante? Assolutamente Ok. sì, Benissimo. potrebbe essere. Allora, sentiamo gli amici da casa e poi ci fermiamo ancora. Gli amici, comunque bisogna giocare con il 3-5-2 come gioca la nazionale. Secondo voi possiamo giocare con il 4-3-3?
Ancora, con Viali abbiamo un Catania più coraggioso. Il Catania è passato da un 5-2-2-1 ad un 3-3-3-1. Casasola sempre a centrocampo. A Crotone i nodi verranno al pettine. Di nuovo lo stesso messaggio. Buonasera, Cicerelli e Bruzzeniti, come abbiamo visto, possono giocare insieme, quindi non si può considerare il suo sostituto. Ed era quello che abbiamo appena Questo detto. bisognerebbe spiegarlo a qualcuno che c'era prima. Allora, Meglio Quaini di Noia non pervenuto. bene, l'ultimo messaggio per il momento. Sì? Ci fermiamo, ricominciamo, così chiudiamo, facciamo le pagelle. No, aspetta, c'è la lotta Catania-Salernitana-Cosenza e poi ci facciamo le pagelle. No, prima. No, dopo la pubblicità. ok. Dopo la pubblicità ci fermiamo. Uno scatto importantissimo durante la Sui 100 pubblicità. metri non ci batte Ci stiamo nessuno. allenando per il 29 aprile. Allora, per il Per 29. il quadrangolare, la partita del Una cuore. partita del cuore. Allora, ricominciamo Ma non è gioco che Alessandro. importa. In porta no, tu fai il solito terzino là. Io faccio l'arbitro. Tu fai sei l'arbitro. Allora sì. Sono stato contattato. È stato Ah, e molto- allora- Poi ci mettiamo d'accordo. Esatto, Finiamo, chiaro. dai. Sei Allora, stato ricominciamo con copiato. le nostre grafiche Sì, e facciamo vedere. aggiorniamo la corsa al secondo posto. Però stavolta facciamo la corsa a tre. perché il Cosenza ha raggiunto la Salernitana, Sì. che ha preso 5 pere a Potenza, e il Catania sostanzialmente ha blindato il ragionamento sul secondo posto e anche cerchiamo anche di spiegare, nell'eventualità che domani accadesse qualcosa di spiacevole per una squadra siciliana, cambierebbe ben poco. Male, perché utilizzi questo? Cioè, tutti sanno che la questione riguarda il Trapani. Però mi dispiace, è una Ma- squadra che mi sta simpatica, Ma non una solo tifoseria mi dispiace per il a Trapani, noi mi vicina. dispiace per la gente di Trapani, mi sarebbe dispiaciuto per qualunque società, Allora, come mi dispiace per il Siracusa. a me sembra che si trova- assai improbabile che accada, secondo me si va verso altri 5 punti di penalizzazione, però Secondo me questa qui è la linea che ha intrapreso la Lega perché a 4 Manca giornate da alla quattro fine, giornate alla falsare fine il del campionato. perché a 4 quello che è giornate alla successo fine lo non lo scorso puoi anno ha fare. lasciato degli Sì, strascichi ma a 4 importanti. giornate alla Non fine. dimentichiamoci ragazzi, l'anno scorso l'Avellino ha vinto il campionato perché c'è stata l'esclusione del Taranto Altro che e del l'avrebbe vinto cioè, Peppe aveva Raffaele. vinto Cerignola. L'avrebbe vinto Peppe Raffaele certo. il campionato. Però lo era lì. possiamo fare un ragionamento lo stesso. Sì, però dico, mi dispiace per il Trapani, Per mi carità, dispiace per tutte per le me squadre. non succede, però se Beh, torniamo siamo arrivati a fine marzo. infatti. Sì. Però vogliamo fare questa ipotesi? Mancano L'anno 4 scorso partite. Allora, il guarda che è Catania, accaduto, il L'anno Catania scorso è scarterebbe, accaduto. sì, ma non a 4 giornate dalla Ma fine. che cosa cambia? Sei no, è giornate, diverso, quattro perdona, giornate. è diverso. Hai è falsato diverso. un campionato No, a comunque. 4 giornate alla fine, insomma. Allora, facciamo un ragionamento. Non Se, bisogna arrivare a accade- queste Ma va condizioni. bene, ma farlo parlare però. se accadesse, il Catania scarterebbe 4 punti, sarebbero il pareggio a Trapani e la vittoria al Massimino. Salernitana e Cosenza scarterebbero un punto, ma dovrebbero giocare la partita di ritorno contro il Trapani, lo vedete nel boxino centrale, quindi il Catania scenderebbe a 65, Salernitana e Cosenza a 59, quindi 6 punti anziché 8, ma il Catania, quando la Salernitana riposerebbe nella giornata dopo Salernitana-Benevento, c'è Trapani-Salernitana da calendario, praticamente riprendere Catania dei punti. gioca, il Cosenza riposerebbe la giornata successiva perché alla penultima c'è Cosenza-Trapani, quindi sostanzialmente non cambia nulla. Va bene, detto questo, ragionando sulla classifica attuale, Perché stai nuda ragionando e su cruda, Salernitana e Cosenza. Sì, se guardavi verso l'alto. ma che devo guardare verso l'alto, dai, andiamo avanti. A 8 punti a 4 giornate alla fine, più il Catania ha il vantaggio nel confronto diretto con la Salernitana, vittoria e pareggio, e in svantaggio però col Cosenza per la differenza reti nei confronti diretti, quindi virtualmente sono più 9 sulla Salernitana, più 7 sul Cosenza. Il calendario del Catania che possiamo vedere è un calendario, diciamo, di media difficoltà da qui alla fine. Ma perché mi stiamo Picerno volendo in dire che il ca- Catania non ha blindato? Cioè, non guardiamo sopra, adesso mi Sto devo fare facendo le tutti i menate ragionamenti, per il secondo stiamo posto. esaminando Per i me- calendari di tutte. per me il Aspetta. secondo posto è blindato. Ma non ci sono Se dubbi, il primo io- è blindato, il secondo è blindato e Viali fa gli esperimenti. Ma sono d'accordo con te, e però allora? stiamo anche valutando il coefficiente di difficoltà dei calendari di queste 3 squadre e quindi il Catania avrà in casa Picerno e Potenza, andrà a Crotone e chiuderà a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23. La Salernitana ha il Benevento, il prossimo turno all'Arechi,
punto interrogativo a Trapani, poi riceve il Picerno e chiude a Foggia. Attenzione perché Foggia chiaro. è lì con lì per evitare la retrocessione diretta. Il Cosenza gioca proprio col Foggia, poi va a Picerno, cioè ci sono delle squadre che ricorrono in tutte e tre i boxini Poi il e Trapani. poi Cosenza, Trapani, punto interrogativo, e l'ultimo va a Cava dei Tirreni che Niente insomma male. quindi a occhio e croce direi che su questo ragionamento siamo tutti d'accordo che il secondo posto è praticamente blindato. Allora, se è blindato il primo posto, e lo è chiaramente, perché il Catania non può mai ipotizzare che il Trapani, anche se il Trapani, e ce lo auguriamo di no, dovesse andare in default, il Benevento davvero ha vinto questo campionato. Così come altrettanto vero che perdere il secondo posto sarebbe davvero da harakiri, da segarsi le gambe da soli, e mi pare che la squadra non sia in questo momento una fase di ascesa, non è una fase di decompressione. È un Catania che quindi potrebbe blindare il secondo posto. Diciamo, E questo la matematica, se tu guardi la matematica, se Il Catania dovrebbe fare 2 punti e la Salernitana dovrebbe fare 12. E allora, a fronte di una situazione del genere, bene per Viali pensare No, ieri che è stato un passaggio fondamentale. queste partite, esatto, Perché puoi lavorare senza la pressione, il fiato sul collo queste di chi ti partite gli insegue. servono per stasera comprendere. Micale è un po' perplesso, dice, ma veramente, perché se torniamo Che a quello c'è? che diceva il nostro telespettatore, No, cioè, come ho fatto no, a sta guardando la classifica, Micale. No, no. Non è No, convinto. io stavo cercando di distrarmi per non sentire questa perdita di tempo di questa discussione, con tutto il rispetto, quindi non per altro. Mi sembra diciamo che Sembra come chiaro sempre il Micale Perché la sua il discorso saggezza. secondo Non posto c'è neanche motivo da di fare. che discutere, cioè, ormai il secondo posto è là. Il ragionamento che faceva sia Angelo che Alessandro in merito al fatto che il secondo posto, diciamo, tra virgolette, è blindato, secondo me è stato proprio il motivo che è una delle motivazioni per le quali la società ha deciso proprio in quel momento storico di cambiare allenatore, perché se secondo me è un pensiero mio strettamente personale, lo tengo per me ma lo espongo pubblicamente, se non ci fosse stata la quasi totale sicurezza del secondo posto, io non so se quel momento la società avrebbe pensato di cambiare allenatore, Condivido. perché secondo me il momento, per chi dubitava il momento del cambio, secondo me il fatto che il Catania si trovasse ad una posizione, diciamo, consolidata di secondo posto ha diciamo, indotto la società a dire questo è il momento perché il secondo posto è blindato, quindi anche Lavoriamo per un i allenatore che cambia totalmente aspetto tattico ha il tempo e il modo per poter lavorare. Cosa dobbiamo vedere ancora, Andiamo Alessandro? alle pagelle. Vediamo le pagelle, così chiudiamo una parentesi, perché poi abbiamo da vedere le squadre, diciamo che Le candidate le candidate. alla vittoria dei playoff. Vediamo allora, Giulia. No, però Prima del partiamo migliore. dal migliore come Certo. sempre, quindi chiediamo alla nostra regia e andiamo a scoprire chi è stato il migliore ed è stato proprio lui, Giovanni Bruzzaniti, con voto 7. Ma andiamo a leggere cosa ha scritto Alessandro Bagliasindi. È l'uomo che ad inizio ripresa accende il falò intorno al quale inizia finalmente la danza offensiva di gruppo. Aperto a sinistra trova la posizione che predilige abbinando scatti e tecnica. Dribbla e segna la traccia in aria che origina la conclusione di Di Tacchio. Strappa e serve l'assist aereo millimetrico per Lunetta. Quando sul lancione di Miceli decide di mettersi in proprio, dimostra a tutti perché a gennaio lo cercava mezza Serie C. 2 partite da titolare e 2 gol. Ma perché prima questo non accadeva? E adesso invece possiamo passare al campetto. E con- vediamo allora le pagelle. Certo, le pagine del campetto. Allenatore Viali, voto 6,5. Dini 6, anche Casasola 6, Ierardi 5, Carnelutti 6 che prende il suo posto, Miceli 6,5, Celli 6, Di Noia 5,5, Corbari 6 che lo sostituisce, Di Tacchio 6,5, Jimenez 5, Caturano 6 che prende il suo posto, 6 anche per D'Ausilio, 7 Bruzzaniti, 5,5 Lunetta, Cicerelli invece voto 6 che prende poi il suo posto. Un giudizio, comincerei con Micale su queste pagelle. Personalmente quello che mi interessa in questo momento di tutta questa discussione è semplicemente che Cicerelli ritorni in forma. Se Cicerelli ritorna in forma, il Catania può ambire a fare il passo importante. Quindi per me è fondamentale che in queste partite si dia la possibilità di fare minutaggio a questo giocatore, perché questo giocatore, a differenza degli altri trequartisti, Regia ha che ti segua, quel quid in più
che permetterebbe a questa squadra di risolvere tutta una serie di problemi offensivi. Giustissimo. Patanè? Nel set Abruzzaniti ci sta la risposta al quesito che ci aveva posto Alessandro Agliasini all'inizio di questa puntata, di questa trasmissione. Oggi Bruzzaniti prende 7. Fino a 2 settimane fa ci siamo praticamente... Era senza voto. Ci siamo messi sempre col frullatore mentale, sì, però ha segnato a Pineto, a Catania non segna, il cambio di categoria, il cambio d'altitudine, di latitudine. No, il cambio di stadio. Io ti assicuro che ho visto il campo di Pineto, Angelo, il campo della Zia Lisa è più competitivo, perfetto, nel senso che voglio dire, non peraltro. Ma se tu puoi vai a giocare a Catania con quello che c'è, cioè voglio dire, o c'hai gli attributi oppure Angelo, vai in bagno alla prima palla che ricevi. Io so che tu lo sai, ma tanti anni fa sul campo del Latina esordì un ragazzino che aveva 14 anni, 15 anni, che si chiama Spillo Altobelli. Quando un giocatore è in grado di avere doti e qualità, prima o poi, anche se esordisce a Latina, prima o poi diventa anche campione del mondo. Io non voglio dire questo, ma Bruzzaniti è l'esempio classico per cui in fondo sarà una situazione ricorrente, ma non è per niente vero che la maglia, la città, se hai doti e qualità, la maglia e la città ti può aiutare, non ti può buttare a terra. E Bruzzaniti, quando ha avuto la fiducia totale dell'allenatore, la sta ricambiando. E questa è la risposta del perché probabilmente molti invece ancora non hanno spiccato il volo, pur avendone le qualità. Poi sono in disaccordo col 6,5 con Miceli, perché se Bruzzaniti fa quel gol è perché per una volta vedo un difensore centrale che fa un taglio di 70 metri, la mette col goniometro. Sai perché non 7? Perché Parigi lo anticipa al colpo di testa. E quello probabilmente... Solo per quello. Solo per quello, ma quel taglio vale un gol, ma vale anche una mentalità completamente diversa. Taglio della lingua. Esatto. Allora, le squadre più attrezzate le vediamo dopo. Prima volevo sentire qualche altro messaggio da casa. Stasera stiamo cercando di fare sentire e dare voce ai nostri telespettatori. Per quanto riguarda Bruzzaniti, scrivono: Bruzzaniti primo tempo è stato inesistente, poi segna e diventa il migliore, ma ancora ne deve fare di strada. Ti scrive un telespettatore che però non si firma. Oggi ci avrebbe fatto molto comodo Leonardi, secondo me non si doveva dare in prestito alla Ternana, scrive Giuseppe. Sono d'accordo. È d'accordo. Ma perché cambiare la Qualcuno difesa? ha scelto diversamente. Ma perché cambiare la difesa da qualcun altro? No, caro mio. ha scelto no? quello come no? e quindi... O uno o l'altro. Esatto. No, ha scelto quello. O uno o l'altro, cioè uno dei due attaccanti non poteva... Ha scelto quello che c'è e l'altro l'ha mandato in No, non prestito. tocchiamo la storia del Principato, del piacere, del piacere. L'ultimo No, messaggio. parlare di cose di campo. Sì. Ma perché cambiare la difesa da 3 a 4 quando a 3 invece andava bene? Secondo me doveva cambiare il modulo di gioco a centrocampo e in attacco. L'ultimo. Il figlio di Micale, perché giustamente il 3-5-2 che logicamente ci disegna. Credo queste discussioni fatte al tavolino, da chi si vede la partita in televisione, sono troppo semplicistiche, cioè nel senso che bisognerebbe vedere poi l'attuazione in campo con questi giocatori come funziona, quindi cioè, teoricamente dovrebbe funzionare, però nella pratica l'allenatore poi capisce che per esempio in questo momento forse non lo può fare, che gli manca la disponibilità, come giustamente diceva Alessandro, anche degli attaccanti. È chiaro che in quel modo però insomma con un Cicerelli libero di fare quello che vuole senza dover tornare soprattutto e dover partire dalla linea di porta di Dini possibilmente, diciamo che forse abbiamo un aspetto offensivo più importante. Però... Allora Giulia, fra poco torno Sì, da te perché ci dobbiamo fermare assolutamente, poi abbiamo l'ultimo segmento di Corner, torniamo fra poco. Di nuovo insieme, prima di andare a vedere la prossima grafica, e diciamo che cos'è, cioè le squadre, il parterre di squadre che si presentano, sono più attrezzate verso i playoff, un paio di messaggi, uno in particolare. Sì, Giulia. uno in particolare, Alessandro, perché chiedono notizie di Forte, è un messaggio ricorrente, quindi ti faccio la domanda, ci sono notizie oggi in ha merito? fatto un controllo, è stato positivo. Difficilmente significa? Perché quando il controllo è positivo in certi casi è gravissimo, è gravissimo. No, ma anche in caso di favorevole. Ecco. vabbè. Allora,
penso che lo vedremo convocato e arruolabile a tutti gli effetti per la partita di Crotone. Rolfini farà invece un controllo domani. Ricordiamoci che ha avuto una frattura alle ossa del piede, un bel regalino di Matino a Salerno. Domani farà un controllo e da lì si capirà a che punto è il suo percorso di recupero. Penso che sarà disponibile per la partita interna col Potenza. Bene, d'accordo. Bene. L'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio: povero Gagliano, a cummattiri, cubaglia Sindi e anche cuppatenè, nonno Roberto. Poi questo messaggio invece è per Michele, quindi lo leggo. Bruzzeniti è stato preso al posto di Cicerelli, quindi come avrebbe fatto Toscano a schierarli insieme, visto che era infortunato? Ma cosa c'entra col mio ragionamento? No, Perché prima hai detto, Prima. hai detto Bruzzaniti e Cicerelli se potevano giocare insieme o meno. Sì. Vabbè, ma questo non è il Catania ha tanti di quei trequartisti che l'ultimo problema è se gioca Bruzzaniti o no. Cioè, chiariamolo questo concetto. Cioè, non dimenticate che il Catania possiede proprio come stranamente non ha tutte queste riserve invece in altre zone del campo, perché per esempio a centrocampo se decidesse di giocare a 3 il Catania si ritrova con soli 4 centrocampisti. E quindi di conseguenza c'è solamente uno che può essere la riserva, ma proprio i trequartisti a noi non ci mancano. Però di tutto abbiamo parlato nel trequartisti- nostro ragionamento, fuorché dell'ipotesi, perché ce l'hanno anche chiesta alcuni nostri telespettatori, ho visto anche un messaggio di Dario Curva Nord, Jimenez come playmaker. È una cosa che vi lascia perplessi o può essere una soluzione? È una forzatura, l'ho detto Viali durante le interviste. Ci provo, ma conosco che le qualità del giocatore sono completamente diverse. Ritorniamo al problema ancestrale di questa squadra. Sta cercando qualcuno che gli possa dare quel tipo di garanzia. Ha provato Jimenez, ha provato D'Ausilio, adesso chissà proverà qualcos'altro, ma il tempo ce l'ha per... Ma in linea di principio non è una cosa, diciamo, folle, In linea perché di comunque principio devi- per passo io lo vedo meglio più indietro che sulla linea di trequartisti. Jimenez avere Però la gara- dovrebbe, scusami Angelo, Dovrebbe sveltire le esattamente, giocate. perché Su altrimenti questo in siamo mezzo al d'accordo. campo Dovrebbe verrebbe avere la praticamente garanzia di avere le Perché è un spalle giocatore che sicure. attualmente si accende e si spegne in un nanosecondo. Sì, allora, adesso possiamo vedere la prossima grafica, che è quella delle squadre più attrezzate, è già fuori, guarda, la Sì. regia è veloce. Allora, ci sono delle ovviamente precisazioni da fare. Innanzitutto il fatto che la Casertana è in campo, quindi abbiamo Fotografato. indietro ovviamente il risultato finale. La Casertana comunque al momento è in vantaggio sempre per 1-0 sul Sorrento, quindi sarebbe a 59, quindi andrebbe a insidiare il terzo, quarto posto di Salernitana e Cosenza. Il Crotone con 55 punti sta venendo fuori, pensate che nel girone di ritorno, nella classifica del girone di ritorno, primo Benevento, secondi Crotone, Cerignola e Catania, quindi il Crotone che sembrava insomma in via di disimpegno a gennaio con la cessione di numerosi giocatori invece ha trovato la quadra ed è una squadra che comunque ha mantenuto Guido Gomez, ha mantenuto Maggio, ha mantenuto Zunno, comunque è una squadra che sulle partite secche playoff può dire la sua. Alessandro, ma noi perché Sì. guardiamo? No, Dobbiamo guardare tanto tutte stavo e tre. analizzando il girone C perché ho aggiornato i risultati della Casertana. Perché noi dobbiamo girone guardarci altrove? Girone B abbiamo in campo Arezzo e Ascoli, 75esimo ancora 1-1, restiamo sulla grafica perché se la partita di Arezzo si concludesse senza la vittoria dell'Ascoli, credo che il primo posto dell'Arezzo sarebbe praticamente blindato, quindi l'Ascoli sarebbe la seconda forza del girone. Il Ravenna che è in ripresa con la cura di Mandorlini ha vinto 2 partite di fila e seppur con 2 partite in più, perché lì il numero di partite è sfalsato all'esclusione del Rimini, in questo momento Ravenna ha 33 partite, Ascoli 31, ma diventano 32 con quella di stasera. Queste sono le 2 squadre che si sono messe più in luce. Poi tra le emergenti abbiamo il Pineto, tanto caro a Micale, e il Campobasso che insomma è in una striscia favorevole dall'inizio del girone di ritorno. Parliamo però di 15 girone punti, A 15 punti di distacco. Guarda, chiaramente lì è delineato. guarda come cambiano Sì, le da classifiche, girone a girone, da certo. girone, perché lì abbiamo un gruppo di squadre molto forti nel girone C e nel girone A. Nel girone B invece c'è
uno stacco c'è una sperequazione notevole. Esatto, notevolissimo. Sì. Invece girone A, a proposito di quello che diceva Angelo, Vicenza matematicamente promosso in Serie B, il Brescia che ha pareggiato proprio a Vicenza mantiene il secondo posto anche se ha un vantaggio non di sicurezza sul Lecco, ma sta venendo su il Cittadella, che rimane comunque una squadra con un'organizzazione consolidata negli anni. Poi c'è il Renate e il Trento che ha 55 punti ma deve recuperare la partita che la opponeva all'Inter Under 23, perché sia l'Atalanta Under 23 che la Juventus Next Gen che l'Inter hanno visto rinviate le loro partite per via degli impegni dei giocatori impegnati appunto nelle giovanili delle varie nazionali. Quindi al momento le migliori seconde sono Brescia, Ascoli e Catania. Nel rapporto punti fatti credo che l'Ascoli in questo momento sia in vantaggio rispetto al Catania, perché ha fatto 65 punti in 31 partite a fronte dei 68 in 34 dei rossazzurri. Sai cosa leggo in questa grafica, Alessandro? Che il girone A e il girone B ci consegnano due gironi dove le seconde e le terze dovranno battagliare fino alla fine della regular season, quindi dovranno spendere enormi energie. Il Catania è l'unica squadra, poi tutto può avere un senso, ma questo ci dicono i numeri, è l'unica squadra che invece può organizzare il lavoro tecnico in vista dei playoff senza doversi davvero spellare per andare a competere con Salernitana, Cosenza, Casertana, che sono francamente distanti. I numeri dicono questo, hai ragione. E allora lì troveremo davvero una sperequazione. Angelo, Alessandro, Angelo, Michele e anche Max, siamo arrivati al momento, e chiaramente anche Giulio che è dall'altra parte dello studio, al momento di vedere il prossimo avversario, perché siamo nei tempi, abbiamo corso un po', però alla fine adesso da vedere proprio il prossimo avversario. Che è la Z Picerno, non capirò mai perché l'hanno chiamata Z. Te l'ha detto, una volta l'ha spiegato. Non incominciamo. Ancora lavoravo quando lui ha spiegato a Z Picerno. Per cortesia, lo diciamo martedì sera, dopo la partita. Per colpa del dentifricio, perché era lo sponsor del dentifricio. Allora, è una squadra che ha avuto una stagione molto negativa perché è impelagata nei bassi fondi praticamente all'inizio del campionato. In trasferta ha un rendimento negativo, 4 vittorie, 3 pareggi, 10 sconfitte con 18 gol fatti e 31 subiti, che equivalgono alla quartultima peggior difesa esterna, però in fase offensiva in trasferta ha segnato appena un gol in meno del Catania, quindi comunque è una squadra che in trasferta riesce tutto sommato a trovare il gol con una certa frequenza. Miglior marcatore è Abreu, 9 gol, poi c'è Pugliese che è un giocatore che nasce come esterno, ma che esterno basso, ma che quest'anno, soprattutto sotto la gestione Bertotto, è diventato un esterno alto e ha fatto già 5 gol. Il centrocampista Bianchi ne ha realizzati 4, 3 gol Esposito. Contro il Monopoli, ultima partita disputata, è conclusa di 0-0, il mister De Luca, che ha da qualche settimana sostituito Bertotto, è stato richiamato, cambio tecnico, situazione così altalenante. Ha schierato un 4-2-3-1 con Marconi in porta, Geminiani, Bellodi, Bassoli e Rillo sulla linea difensiva, Bianchi e Franco coppia di mediani, subentranti Cardoni e Gibril, Pugliese, Canutè ed Esposito sulla batteria dei trequartisti, con Abreu primo riferimento in attacco. Da sottolineare che Canutè si è infortunato e non ci sarà a Catania, che Bellodi era diffidato, ha preso il cartellino e non ci sarà a Catania, e che non ci sarà neanche Guadagni, che era già infortunato prima ancora della partita. Qualcuno giocherà? Sì, assolutamente, però l'assenza di Canutè credo che sia un'assenza di rilievo, perché è un giocatore che ossigena la fase offensiva del Picerno. Allora, squadra mediocre, aspetta di poter cercare da qui alla fine di questo campionato regular season i punti per avere una salvezza, ma una squadra che non ha grandi velleità. Per carità, pensate al Sorrento, quindi pensando al Sorrento, mica devi pensare solo al Sorrento, devi pensare a come si preparano le partite. Può essere complicato. Angelo, come si preparano le partite, come si perdono e cosa ci sta alla base. Io non penso che oggi ci siano le stesse condizioni di superficialità
che si sono vissute in tante trasferte, perché poi questo è poi l'elemento. Catania giocare in casa per il Picerno, lo ricordiamo. No, sto parlando in Comunque, generale. Angelo, AZ è un richiamo alla continuità lo sappiamo. e all'impegno. Max, tu non ci sei, sei lo so. arrivato quest'anno. Dal Noi- principio alla fine. Padane ha noi- fatto una tesi. noi su questo- Sì, una noi tesi su- proprio sulla Z No, Picerno. perché dovete sapere che quando abbiamo iniziato con la prima volta con la Z Picerno, nessuno sapeva e non c'era scritto da nessuna parte, e neanche gli stessi dirigenti della Z a cui abbiamo chiesto prima la partita sapevano di parlare col presidente. Poi il presidente ci spiegò il motivo, che non ve lo spieghiamo. No, perché lo ma- sapete, un minuto, guarda, perché lo abbiamo sapete a memoria, e allora da allora c'è questo refrain tutte le volte che c'è la Z, sappiamo che tutti gli sport Chissà, alla Z. chissà che sia l'ultima stagione in Serie C del Picerno questa. La vedo male, ai play-out sì. secondo me tra quelle messa peggio. Ci mancherà. Allora, Sì, la Z. allora, Giulia, Sì. solo 2 messaggi. Solo 2, perfetto. E qualcuno ci scrive che l'importante non è sapere il modulo di Pasquetta, ma l'importante è sapere chi gestirà il barbecue lunedì. Su questo non Ecco. ci sono dubbi. Sono Patanè io, sono è il re io. del barbecue. Assolutamente. Per distacco. Aspettate perché ho un messaggio Ne per sto Patanè. cercando uno fatto con la bombola, se c'è qualcuno che mi dice dove li A vendono. Pitu Barrientos devi chiedere a un Pitu Barrientos. Basta. Con Michele, sai quante cene ci siamo fatti dopo le partite del Catania col barbecue Michele. di Pito Barrientos? Guarda. Ti ricordi, Michele? Io non ho parole. Mamma mia. Io non capivo come facevano ad allenarsi il giorno dopo. Però Ma anche perché noi li non l'ho vedevamo, mai compreso. noi li vedevamo uscire Cioè, da quel Rifiuti era famoso. Superman praticamente. Esatto, da quel famoso L'ultimo- ristorante di Acitrezza Basta. con le parrucche. Va bene, per Gagliano, non farsi tu riconoscere non c'eri. dalle ronde dalle che ronde. giravano nel tempo in Dio, casa Catania. veramente. Allora, Tanto Guarda- rimesco lo stesso. dai, allora, Io l'ultimo concludo messaggio. la serata con questo messaggio. È un consiglio: mettiamo Patanè nei primi 45 minuti, così sfianca gli avversari e vinciamo facile facile. State attenti Così. a martedì prossimo, Esatto. state attenti, Che succede? vi avviso, Martedì c'è un motivo prossimo. martedì, perché Vi si gioca, avvisiamo l'abbiamo sin detto, d'ora, si state gioca di attenti. lunedì, e lunedì poi martedì. dell'Angelo, lunedì di Pasqua. E poi martedì. Noi ci siamo con diretta stadio, ci ma siamo. martedì saremo qui con con corner. corner. E poi Prima Che però c'è il ricongiungimento tra Michele e Patanè Esatto, in quella decina. il re dell'azione. In quella Ma decina. non ancora, Però, non ancora, attenzione. ci avviciniamo. Ma attenzione, può succedere di tutto. di tutto davvero. Dobbiamo Quindi- ricordare per un paio di cose che subito dopo ci sarà ancora Patanè, stavolta con Ciccio Passiatore, che vi racconteranno la Che partita di ringraziamo. Latina. Grazie a Salutiamo Ciccio anche- per essere stato con noi, grazie a Carlo che tornerà comunque domenica a diretta stadio. E che ha seguito questa partita durante la telecronaca, mi mandava messaggi per E sapere poi come andava. venerdì, attenzione, c'è preview come sempre per presentare la gara. Noi ci dobbiamo fermare, è tutto fermiamo. davvero. Ci vediamo dopo Pasqua, ma saremo a Pasquetta qui, quindi ci faremo gli auguri di Pasqua il giorno esatto. di Pasquetta. Grazie a Giulia, Grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo presto. grazie a Buonanotte. Max Verotto, Grazie a voi tutti. Angelo Michele. Grazie a voi. per la pazienza che ha avuto anche stasera. Alessandro, buona serata anche a, voi. te. Gagliano porta le Angelo. costicche, che noi ce le Basta facciamo Angelo, sotto il fermiamoci tavolo. qui. C'è la partita differita fra poco, Latina Catania con Patanè, detto anche Passiatore. Buonanotte. Buonanotte.